ancora vivendo, l'ho visto su Rai 3 qualche tempo fa e quindi mi glorio, quasi mi vanto di avere queste tra virgolette importanti amicizie. Proseguiamo nella scaletta, vi introduco Leonardo. Buonasera a tutti, sono l'autore dell'immagine di copertina Leonardo Rocca e volevo ricordare in questo intervento ai non addetti al lavoro, quindi si parla del pubblico, chi legge, chi ascolta, che scegliere un'immagine non è così facile, non è difficile, perché bisogna entrare, non dico in sintonia con un testo scritto, ma c'è sempre anche quella sensibilità dell'illustrazione che un po' ci rivolge, ci attira e che la scegliamo. Conobbi Marco Scalabrino un anno fa, quando ci incontriamo per un evento culturale in merito a un'altra pubblicazione scritta presso la Scuola Media Falcone di Trapani. E un ragazzino scrisse un libro, collaborammo insieme nelle illustrazioni ed è stata diciamo dura, perché sono entrato in relazione con il ragazzino nell'accettare le immagini, nell'affidarle, quindi vidi in quell'alunno una certa sensibilità, una certa capacità di accettare le immagini grafiche. Così conobbi Scalabrino, magari coinvolto da questo lavoro, no? Da questo sodalizio. Consegnai una cartelletta con delle illustrazioni grafico-pittoriche e così magari l'ho giudicata su quella che vedete in prima di copertina, la fragilità dell'uomo moderno. Apro la parentesi, scusate la mia emozione, purtroppo è giusto anche questo. La fragilità dell'uomo moderno, tra l'altro in un particolare. Perché la fragilità dell'uomo moderno? Sicuramente nessuno di noi è una corazza e la forza ce l'abbiamo grazie all'informazione, grazie alla lettura, grazie all'ascolto. Ecco, allora ce ne facciamo una personalità. E detto questo, rispetto tantissimo per quanto riguarda la mia attività lavorativa, no? Sia di pittore che come fumettista, io nasco più come fumettista, grafico e illustratore. Rispetto, ammiro molto le tecniche tradizionali, perché credo che nelle tecniche tradizionali si trova quella sensibilità, quella semplicità, quella capacità di trasmettere emozioni, quella capacità di trasmettere sentimenti. Dico questo perché siamo in un'era super tecnologica, se così vogliamo dire, quindi è tutto digitalizzato. Allora l'arte spazia dalla grafica alla pittura, alle tecniche comunque realizzate con gli apparecchi dispositivi elettronici, insomma, e variegate, se così vogliamo dire. E quindi preferisco attenermi a quanto ci hanno insegnato i grandi artisti, no? Volevo semplicemente concludere con un detto, con una citazione di Bruno Munari, un designer italiano. Da cosa nasce cosa? Perché credo che giocando si impara, proprio perché l'arte è grande divertimento. Allora quindi diamo la possibilità di esprimerci attraverso le tecniche, giocando ma trasmettendo quell'emozione e instaurando su questo punto di vista un rapporto tra l'artista e l'utente, quindi un canale comunicativo. Grazie. Sotto l'acqua di Paul Snoek. Sotto l'acqua tutti i fiaschi vacanti sono mucchini. Lo silenzio batte il suo tempo senza scroscio, come un già un vecchio castello sotto vetro.
come una viola sicca in mezzo a un libro. Certi giorni una voglia leggia t'accarizza, come se qualcuno ti cuciasse alle mascette, e caegiana ti indirizza da rifisca, come gli ungissi d'un muscaloro al rasso. Sotto l'acqua, sì, veramente unico, ma mai solo. Nomo di sale in gioco, utissi squagliare senza dolori e senza arrasto. Pinsina un re, di sto giorno subissato, ci avessi lo so accanto. Sotto l'acqua, la corona pisa sempre anticamente. Me pace di Duncan Lee. Me lo ricordo, accanto alla stufa, le cause grigie, ricchi e litiranti, la camicia di flanella senza poggiare. Me lo ricordo e come, di pianeti, lo berritto all'accaduto, lo muccatore a palline rosse, l'orto di tabacco in zacchetta, e gli scarpe buoni di calosci, l'uciletto di sita e la giammerga, Nallo Cammarino e la coppola. Lo chiamavano Cecchi Coppola a me pare. E ora, a dritta, al lato lo so, catafalco, con manichi lustre di ottoni, tra lì a Idro e a mia, con lo vestito nivolo della festa, e una punta di bianco come ci vuole, e non lo conosco, mio padre. Magari per leggessero un'altra ti ascolto. Qualche palora in capo all'anima, di Vislava Zimborska. L'anima nuati ci l'avemo di tanto in tanto, non mai ce l'ave di continuo. Gli orni e l'anni possono passare come un'elli senza digia. Ai voti si ferma con il giù nella carusanza, altri voti ni viene a trovare di volata nella vecchiaia. Dirrarmi l'una la mano con i camorrini, tipo quando stornavamo, quando siamo carichi di valigie, o camminavamo con le scarpe che ne maceriano le pere. E proprio si canzia, si gioveva a capulare la carne, o non tocca inchini, fogli e fogli di carta bollata. Tra mille discorsi che facevo, Idra si presenta se non a uno, e manco sparte, perché preferisce lo silenzio. Ci vede lo stabili nella fuggia tra figliari e bazzarioti, basta che ce ne esce sgopo, e quando lo scrivetto mi scoppia, mi saluta e si la scoffa. E siccome lo prego lo si Dio, non suppida sentimenti sparaggi, sta con gli altri solo quando chi si due su tutta una cosa. Ci potremmo fare conto se siamo più confusi che persuasi, e però la curiosità ne rosica. E tra le cose di sto mondo ne ci foggi per l'orologio a pennolo e gli specchi che sgobbano uno quando non l'Italia. Non dici mai non mi veni, né quando e perché si cogli dei spupi. Sutta sutta però spinna che ce la domandiamo. Con tutto questo pare che noi abbiamo bisogno di Idra, almeno quando Idra finiamo. A Matola di Ferdinando Alfonso. A Matola si lamenta cui campao senza ana di campare, sbattuleato a dritta e a manca, dello maestro ugnelato o dello scilò convocato. A Matola si sciazza le robe e sa appena che la sua vita già sciddicao, come l'acqua sopra il mare, senza unghera né rastro. La notte oramai salvavo, sto unico giorno che mi viene dato, e per mia accabar barbi e tramonti. Quanto malore potrà consolare, ma fuori lo lecco e non lo cibo della mia esistenza.
È amaro essere morto e cirdiare ancora sciate sciate, come tu fosse sempre vivo. Prima di tutto magari faccio portare i commenti, mi ricordo il compito di ringraziare in maniera particolare i miei senatori. Li ho scelti, sono amici, ma questo non basta. Ci sono prestati con grande affetto, con grande dedizione, con anche volontà di paragonarsi, mentre siamo proprio con questo lavoro, e mi ricordo proprio ringraziare qualcuno in questo momento, prima di poi si fa tanti documenti che Nino Pomigliano, Caterina Mangiarichina, che adesso vi Durrò, Piero Carbone e Leonardo Rocca. Degli autori che abbiamo appena ascoltato le mie introduzioni, Paul Sneck era un autore belga a Fiamminglo qualche anno fa, Duncan Glenn morì anche lui vedo pochi anni fa ed è stato un professore scozzese. Io ho conosciuto tramite Nat Scammacca, viene qua davanti a me e lo può testimoniare. Abbiamo fatto alcuni anni fa un lavoro di traduzione. Nat Scammacca, Enzo Conventre e io. Nat ed Enzo hanno prodotto testi in italiano, io ho prodotto 9 testi di Dante Morelli in siciliano. Abbiamo fatto questo lavoretto, l'abbiamo inviato al professore Duncan Glenn, un professore dell'Università di aiutati per la città importante, quella scozzese, Edimburgo, e lui ha avuto la voglia, il desiderio, l'ardire di pubblicare questa cosa, questo volumetto di cui ho pochissime copie, che custodisco gelosamente, in Vafferiano, all'Università di Scozia. È una cosa che vi rendete conto, lo dico modestamente, ma me gratifica. Duncan Glenn, con il quale portato in contatto, che non mi chiamano molto qualche anno fa. Notizie posso darvi ancora di Laszlo del Bosco, il nome difficilissimo da pronunciare, mi perdonerete, un premio Nobel, non penso che avete bisogno che lo introduco io, e di Fernando Alfonso, che è stato un autore statunitense. Adesso la volta di Piero Carbone, che si è graziosamente prestato a fare la prefazione a Piero. Avendo scritto non dovrei parlare, non ripeterò quello che ho scritto, semplicemente una testimonianza esterna. Quando Marco mi ha proposto questa presentazione di martedì, io sono rimasto scioccato, perché di martedì adesso arriva da queste parti, mi dice la canzone, non è questo, e iniziando impegni scolastici, poi spostarsi da Palermo sarebbe stato difficile. Tuttavia, con Marco siamo arrivati, se puoi partecipare, insomma, dipende. E poi ho fatto il tutto ed ero contento, perché oggi avrei voluto incontrare Gianmario, che io vedevo attraverso gli occhi e la stima di Marco, e quindi non mi ha fatto veramente piacere incontrarlo. Poi invece la notizia, e quindi a maggior ragione poi un motivo in più per esserci a ricordare. Nell'assenza qualcuno che però rimane presente con la sua opera. E Trapani per me, per la frequentazione, per i rapporti con Trapani era Nat, e successivamente importante è stato Salvatore Coppola e ora Marco. Sono quei rapporti che partono da interessi culturali e poi invece si radicano affettuosamente, e così quindi l'intesa culturale diventa ancora più forte, perché passa attraverso la stima, passa attraverso i rapporti personali. E così è stato con Marco. Io ho voluto conoscere personalmente, giocandoli in quel di Salemi, quando ricordava Maria Pauzza. Quindi è stata una propria scoperta. Con Marco ci conoscevamo semplicemente tramite gli iscritti o su Via di Sicilia o però è stato un incontro veramente, che ci ha fatto legare maggiormente, e questa estate abbiamo così dato frutto a questo incontro, poi organizzando Poeti alla Calmuto con la presenza qui
fa parte delle persone che sono venute oggi, Adamo, il gruppo Lo Spirito di Castellamare, cinquantina di poeti di tutta la Sicilia, che non è una cosa. 7 province sul nome presenti, è stato veramente, diciamo, un evento, e organizzare insieme non è facile, soprattutto quando non si è disposti a dividere, diciamo, il ruolo della prima donna. Siccome noi il ruolo della prima donna non ne cercavamo, e allora non c'è stato alcun problema, perché purtroppo a volte i sodalizi nascono e muoiono proprio per questo motivo, poi impoverendosi reciprocamente. Quando poi intanto nascono questi personaggi come gli Ambrogini, e io sento le testimonianze, persone che sono veramente dei catalizzatori, è veramente un miracolo per quello che fanno a sé. Veniamo a Marco. Quando Marco mi ha proposto di scrivere la prefazione, io ho tremato, perché ricordandomi di studi universitari, tutta la problematica sulla traduzione, le implicanze linguistiche, sociolinguistiche, teoriche, e veramente, diciamo, però ho detto guarda, ci vuole tempo. Questo prendere tempo però a lui è sembrato un perdere tempo, per cui all'esito non c'è problema, prendi tutto il tempo che vuoi, ma passato l'anno, passato oltre l'anno, e questo prendere tempo era più un prendere tempo politico per non, ma in effetti non è che io non volevo, è che avevo grande rispetto, diciamo, di quello che andavo e che potevo dire nell'introdurre il lavoro di Marco. Non è facile tradurre la poesia, perché nella traduzione non basta tradurre le parole, bisogna tradurre l'atto poetico. Già di per sé l'atto poetico è inafferrabile, imprendibile, fallo a travasare poi nell'altra lingua. Però io ero reduce di mie esperienze e ho detto, ma se io non leggevo le poesie di Mao Zedong nella traduzione in italiano, avrei mai conosciuto, saputo? Poi un'altra esperienza, avendo conosciuto un poeta spagnolo, un libro che mi aveva dato un gesuita, tra l'altro i percorsi sono a volte veramente, diciamo, insondabili della vita, e ho cominciato il mio approccio egregio, diciamo, spagnolo, a voler sentire questi suoni, e tanto mi innamoravo di questi suoni che a un certo punto ho detto, ma traducendo io cosa mi perdo? Mi perdo molto, però magari leggendo non capisco nella lingua originale. Se invece traduco, leggo la traduzione, capisco, ma mi perdo qualche cosa, e allora dico, Marco allora che cosa ha fatto? Che cosa fa? In ogni caso è interessante, è degno di attenzione e riflessione questa missione del traduttore che si prefigge di riprodurre la poesia nata in una lingua in un'altra lingua. Perché la Simbosca e Bukowski hanno tante di quelle traduzioni in italiano, eppure se Marco propone la sua traduzione un motivo c'è, perché nella traduzione cosa fa Marco Scarabino? Tradisce il testo, lo smonta, ma per tradirlo deve conoscere bene, e dopo che lo smonta come una cattedrale dove segnano tutti i pezzi e li numerano, se poi perdono il conto da una colonna magari viene un'alcova, e no, deve essere sempre una colonna nella ricostruzione. E allora Marco nella traduzione presta la sua voce, e quindi è la traduzione di un poeta, non è la traduzione di un traduttore professionista. Quindi chi conosce la poesia di Marco Scarabino, leggendo, vede questo sapore della poesia, della ricerca dei termini, questo scavare al limite certe volte dell'inedito. E io ho
ho detto addirittura incomprensibile. Quando ho detto questo, ho dell'arcaico, e è saltato sulla sedia Marco Scalabino e ha protestato. E ha detto: protesto per iscritto. E lui ha protestato per iscritto, e io questa protesta la voglio fare sentire. In effetti, precisa Marco, per non incorrere in qualche impressione erronea che potrebbe derivarne, io non pratico e non adopero parole rare o desuete, arcaiche e dismesse. Tutti i miei termini sono frutto di una lunga, assidua e entusiasta frequentazione del dialetto, di ieri e di oggi, dell'Occidente e dell'Oriente dell'isola, degli studi dei testi di quei poeti, letterati, cultori che nel tempo, nei secoli ormai, al nostro dialetto hanno votato le loro esistenze. E comunque essi sono tutti termini del dialetto siciliano, sono espressione della bellezza, della dovizia, della utilità del nostro dialetto, le cui millenari radici greche, romane, arabe, eccetera, affondano nella storia. Dinanzi a questa protesta io mi sono arreso, anzi ho tradotto queste sue motivazioni sentite perché frutto di scavo, di ricerche, è al limite dell'incomprensione, ma è l'incomprensione del palombaro. La superficie del mare ci fa vedere solo poco di quello che c'è sotto, ma il palombaro che scende nelle profondità è un altro mondo. Ecco, Marco, con la sensibilità del palombaro che è già di per sé come poeta, va nelle profondità e ci dice che là sotto c'è un mondo meraviglioso, e noi lo ringraziamo perché, anche se non siamo palombari, grazie a lui poi vediamo quello e degli altri poeti. Con due parole sul titolo. Quando Marco mi ha detto, ho letto io i titoli dei relatori, io quando nell'incontro culturale, di poesia del tono, sono contrario ai titoli, perché ho immaginato un blocco che chiarissimo è, già uno pensa che debba fare una lezione universitaria o che debba fare una lezione. Allora io dico di togliere i titoli e poi senza rete, se uno poi merita la stima, la deve meritare sul campo, se non la merita non si può rifugiare dietro nessun titolo. Ma dovendolo mettere, ho detto metti blogger. Siccome da qualche anno a questa parte tengo un blog, ho detto metti blogger, ma tanto per dire una cosa neutra. Però questo blog è importante perché ognuno nei propri mezzi veicola ciò in cui crede, nei frammenti di bellezza con cui viene a conoscenza o di ciò che è vale. Ebbene, avendo già scritto e studiato prima di scrivere, ho fatto delle riflessioni sul titolo La farfalla di Masao Naso. Questi due titoli li chiama Farfalla e Naso. La farfalla richiama il modo di dire far saltare la mosca al naso, nel senso di dar fastidio, esasperare inducendo all'ira, come può fare una mosca che insiste a posarsi ripetutamente sul naso di qualcun altro. Però dico, come passi destro, la farfalla di cui parla e Marco Scalabino non infastidisce perché è una farfalla poetica. Ma veniamo al naso e concludo richiamando il nome con cui è iniziato. Farla sotto il naso, sappiamo tutti che significa, però in mano, direi, al poeta cosa diventa il naso? Il naso diventa il naso di un cane che dorme e accanto a lui c'è un viandante, e il viandante continua a sognare rischiando di essere azzannato dal cane. Questo cane che può essere, diciamo, la realtà, può essere gli errori degli altri, i pregiudizi, ma ognuno, se invece ha dentro qualcosa da dire, un cammino da fare, non ha paura del cane che accanto da un momento all'altro lo può azzannare, e quindi gliela fa sotto il naso.
e sotto il naso di questo cane, immaginate questo cane possa essere tutto ciò che impedisce a una persona di sognare, di interrogarsi e di pensare, ecco, cosa fa questo cantante? Accanto a lui guarda le stelle e si chiede, parola di Nando Scammarca, cui sei un agio, gioco sapemo e gioco non sapemo, una mente l'universo gira senza fini e si capuzza anzicumato a lungamento. In attesa di risolvere questi dilemmi filosofico-poetici, io ringrazio Marco per avermi coinvolto in questa avventura, sono contento di essere stato capace di incontrare tanti amici vecchi e nuovi e augurandomi, penso, farà piacere questo appuntamento che possiamo darci con Marco, questo appuntamento appunto onorando da paese americano o americano da paese illustre che è Nando Scammarca, e qui abbiamo presente Nota d'autunno di Georg Batoria. E autunno, attunno, chiori, e solo l'acqua venuci, nasta pace di chiunque, che di vento all'imberta li fogli. Rapi cori meu, che ti porto ligni asciutti, da picciotta malinconusa morsi, e se la carriavo che sdiluviava. Fammi traseri, che lo paese pare un romitorio, chiovi, pisuli, e lo vento all'imberta di fogli. Lo figlio perso di Arthur Clemens. Schizofrenia e malattia di famiglia. La notte che il suo primo figlio nasceva, il ririo, qui tutta lasciata, dell'ospedale in casa. Fai lavoro, piccino, che la naga tu è verde, e tuo padre è un galantuomo, e tua madre è una regina, si giuciuccia lo scilocco, la tonaca si sdirrupa, la campana fa dindò, la muscita è nel pozzo, presto di mattina, l'orologio è mezzo rotto, a Gigi con la luna, con la iatta e lo coniglio, già la iaggia sodirrina a cantare una canzone. Che venne a dire Tinto? Io non ci trasso se una farfalla mi passava il naso. Aprivai l'armadeggio alla campia a spizzolare, anticchia di radici. E che tu volevi una robuzza, talia ma senza mano. Voci, sento voci e visioni. Nicolao, Quattruscetti, Samuncao. È più facile arrivare alle femmine che le mascole. Sono dei duri cristiani che a Milano mi mancano lapisi. Ciandoleavo la lanterna e la ciaccava. È un salvaggio, non c'è spolicenza. 2 giorni prima di Natale, scendendo alla sderrutta, carico come una paparacotta dalla giungla delle scale. Il risultato? Misi e misi iniziati. Tomace e Narastica, chiange e vive e chiange. Sai che utessi una pillola o qualche altra pastiglia, ma guarda. Ci spattavo un sottofrate e con le stesse mani pittavo per terra senza volare una stizza. Che mi dici d'un giro con la Vespa? Andiamo alla muscita, metti la rina da lana e sbalanzala nivi. A via di grattare me, stai perdendo sangue. Tuzzo e te sei chianato al monte, Tuzzo corre e cade, sbatte lo cozzo e ingascia. Le picciotte sono fatte da così, è legge di natura, io non le sopporto. Quasi piglio e m'ammazzo. Ma butta, che sta poesia è tutto un ruccolo, ma non sa fare altro che rompere.
e di più, considerando lo felicetto di schizofrenia. Cafurdarsi, lignati a quegli, ma ora come ora chiama un'ambulanza, c'è uno che ha bisogno di aiuto. Io non lo posso fare, è uno che non mi contempora. Non chiamare per sbirra. Lo giorno c'è 1000 miglia lontano di casa chi paga la cauzione di suo figlio e lo mette in dritto filato all'ospedale. Libro cammina all'est un capo lo ghiaccio, che una mano di neve fresca muccia e scettica. Si rimazza in terra e duna la carina, paro a un buffone di lucerco. Se solo di ospedale a ospedale io potessi ridere di satomita di cori e ossa. Grazie. Voglio sottolineare a tutti noi che non è facile leggere queste liste. Io devo dare un pubblico ringraziamento a Meraviglia e a Alberto che si sono cimentati con queste letture. Vi assicuro che leggerli e renderli nello spirito con il quale io condivido questa lezione non è facile, soprattutto quando si tratta di testi così lunghi e difficili in cui c'è ricompreso questo filiceto di schizofrenia. Arthur Clemens, l'autore dell'ultimo testo, del secolo scorso, mentre il testo che ha detto Meraviglia era di Giorgio Pacone, che è naturalmente uno degli autori frumenti più importanti del secolo scorso. Introduciamo adesso Caterina Berteracini. Vi prego di porre attenzione anche alla nostra. Grazie. Caterina. Grazie, buonasera a tutti. Io sono Caterina Berteracini. Chiederete Caterina Berteracini a chi? Giusto 2 parole per presentarvi, visto che Marco Scarpi ha dato per scontato che mi conoscesse. Siccome io non ho riscontrato nulla, io sono una che si diverte a fare la docente di lettere di un istituto superiore e la giornalista, oltre che a scrivere un po' di diverse cose. Io devo ringraziare Marco Scalabrino per avermi invitato e avermi dato la fiducia di presentare questo lavoro, che io presenterò in maniera un po' diversa dal solito, anche perché, senza saperlo, l'amico Carbone mi ha fregato l'inizio e l'amico Alberto Noto mi ha fregato la fine, senza saperlo, quindi diciamo che io ho dovuto un po' riordinare le idee per cercare di dire qualcosa di nuovo, anche perché devo dare un senso alla mia presenza qua. E allora, così, elaborando un po' quello che stavano dicendo, chi mi ha preceduto, ma forte anche di quello che, leggendo questo libro, che si legge veramente sicuramente nella prima lettura veramente in pochissimo tempo, poi ha bisogno di essere riletto con altri occhi, oltre che della mente, gli occhi del cuore, perché ha detto bene l'amico Carbone quando ha sottolineato il fatto che è molto difficile tradurre. E se è difficile tradurre da una lingua a un'altra lingua, è molto difficile tradurre da una lingua a un dialetto. Anche se io starei molto attenta ormai a definire il siciliano un dialetto. Perché, vedete, io scrivo di giornalismo, scrivo anche di altro, e per quanto io sia adori il dialetto, lo dico subito, tra l'altro nei miei lavori c'è parecchio di legato al dialetto, io faccio molta fatica, pur usandolo tranquillamente nel mio parlato, ad usarlo nel momento in cui devo trasmettere ad altri delle emozioni nella lingua scritta. Quindi sicuramente ammiro Marco Scalabrino perché è riuscito a fare questo. Io ti invidio, perché vedete, se il Pessoa più letto è quello di Tabucchi, un motivo ci sarà, perché tradurre Pessoa in maniera, come dire così, tecnica potrebbe essere facile, ma tradurlo nel profondo dell'anima, dei suoi sentimenti e delle emozioni, sicuramente solo Tabucchi lo sa fare. E allora quindi il lavoro di Marco Scalabrino non è un lavoro che può essere fatto così facilmente, è un lavoro che ha bisogno di tanta lettura, cosa che in Italia si trascura sempre di più, e non perché
perché non vogliono farlo i ragazzi, non vogliono farlo gli studenti, ma perché forse questa pigrizia è il modo degli adulti a trasmetterla ai ragazzi. Perché in qualche modo, guardate, io sono molto contenta di trovarmi qui e di trovarmi in una saletta non molto grande, ma sicuramente di media grandezza, che è piena di gente. Perché la cultura non richiama più. Però io sono abituata un po' anche per deformazione professionale, sia come giornalista sia come docente. Quando qualcosa non funziona, li metto io in discussione e dico in che cosa sono sbagliato. La cultura oggi vive un momento di grande crisi e io credo che stia continuando a lavorare perché questa crisi aumenti. Nel momento in cui, per esempio, si elevano dei muri della comunicazione. Perché nell'era dell'informazione, nell'era della comunicazione, la cosiddetta cultura umanistica, che già deve fare i conti con i muri sollevati, alzati dalla cultura tecnica, deve in qualche modo rifondarsi, non nei contenuti, non nei suoi fondamenti, ma sicuramente nel modo attraverso cui comunicare con l'esterno, attraverso i canali che decide di utilizzare per comunicare. Io sono molto felice di essere a un tavolo in cui è presente un blogger. Sono felice che loro hanno utilizzato questo termine, perché vedete, la cultura umanistica, per esempio, in questo momento vive un momento di confronto con i nuovi media. Blogger è un termine che sicuramente ci riconduce prima al 2.0, oggi al 3.0. Sembrerà strano che un umanista parla di tutto questo, in realtà cominciamo a capire che la cultura di Marco, il grande lavoro che Marco ha fatto, va veicolato, perché il lavoro straordinario dal punto di vista letterario, dal punto di vista umanistico, dal punto di vista linguistico che Marco ha fatto, se non trova la comunicazione giusta, se non trova il veicolo di comunicazione adatto ai tempi in cui ci troviamo, rischia di rimanere chiuso nella sua torre d'avorio, suo malgrado. E allora noi dobbiamo richiamare sempre più gente in queste occasioni. L'altra sera hanno presentato il mio libro e c'è stato un passaggio molto interessante in cui c'era una saletta, sicuramente la location era diversa, era piena anche quella, e il mio relatore sottolineava il fatto che probabilmente se ci fosse stato un cronista da qualche parte di turno, la sala non sarebbe passata. Bene, però io vi chiedo una cosa, e in questo faccio anche autocritica come componente di una classe o di un gruppo socioculturale medio-alto, che è quello dei docenti, soprattutto dei docenti di lettere. Sicuramente sarete in tanti, i miei colleghi qua in questa sala, ma pochi rispetto a quelli che dovrebbero esserci e che oggi sono chiamati, attraverso la riforma della scuola superiore, ad avere un'attenzione particolare nei confronti della cultura, della letteratura locale. Eppure questo perché crea problemi? Perché significa mettersi in discussione, non studiare non soltanto Leopardi, Manzoni, Foscolo e Cagliostro, ma studiare a fondo chi la cultura continua a farla nel vivo, chi si prende la briga di cercare tra gli autori classici per rimaneggiarli, rifondarli e comunicarli attraverso un sentire che appartiene a un popolo, che è quello siciliano. È una cosa straordinaria, perché richiama termini come il locale di Merton, quella sfida che ci porta alla possibilità di portare Marco nel villaggio locale, che è un dovere del blog, così come di tutti noi. Ecco che il lavoro che ha fatto Marco, al di là del lavoro letterario in sé, ha una potenzialità straordinaria di lanciare questo dialetto siciliano nei confronti della sfida, che lui stesso lui mi ha impaccato quella parte iniziale di cui sopra, no? Chiede bene a lui in silenzio, però insomma io non lo perdonerò per i prossimi 6 mesi perché io ho dovuto rifare tutto. Quella sfida che fa vedere il siciliano, fa sentire il siciliano come l'unica lingua
in grado di trasmettere e comunicare quella sicilianità che forse molti, come dire, snobbano, a molti fa storcere il naso, che però è la nostra storia e la nostra radice. Un popolo senza storia non può guardare al futuro. Ecco perché noi facciamo fatica a fare di questa terra e di quest'isola quello che è stato nel passato, perché noi non sappiamo chi siamo. I nostri ragazzi non sanno chi sono. Ecco che la cultura locale ha bisogno di essere rilanciata nella quotidianità, perché facciamo presto a riempirci la bocca di cultura locale, di volano di sviluppo, di turismo, se poi non sappiamo chi siamo e da dove veniamo. Lui è andato oltre per tornare indietro, ma a sua volta per andare avanti, ed è una cosa straordinaria che merita tutto il rispetto, non soltanto da parte di chi fa parte del mondo culturale, ma anche di chi si occupa di comunicazione. Una comunicazione straordinaria che lui tenta di fare anche attraverso questo lavoro che può sembrare di nicchia, ma che di nicchia non è. Perché vedete, su questo testo si può lavorare tantissimo. Diciamo sempre che i nostri ragazzi e ragazze siciliani soffrono lo scotto di un dialetto troppo diffuso. Non è vero. La conoscenza del dialetto non limita la conoscenza e l'uso della lingua italiana. Non lo limita affatto, finalmente l'hanno riconosciuto anche grandi. Adesso ve l'hanno detto grandi. Forse l'abbiamo capito tutto. Fino a quando lo dicevamo in pochi, nessuno ci credeva e quindi tutti sdombavano il dialetto. A scuola poi non ne parliamo. Infatti io sono una pazza scatera considerata tale, perché nelle mie spiegazioni di Ariosto, Foscolo, Manzoni e Leopardi ci infilo la parola colorata, che è intraducibile in siciliano. Ed ecco che i miei ragazzi, chissà perché, leggono da 3 a 4 romanzi integrali all'anno di un istituto tecnico. Chissà perché. Chissà perché i miei ragazzi mi chiedono: prof, ma quale libro mi consiglia da leggere appena finisco questo? Chissà perché. Perché la cultura... Marco ha detto che sono innamorato della professoressa. Ammazzavo l'intervento, cioè della serie, quello che dice poco conta, perché quello che è vabbè, quello A proposito di canale di Petro, lo vedo tutte e due che fanno comune, no? Poi questa la pagano tutte e due, almeno con un caffè, almeno. Non avete fatto perdere il ci faremo il tallo prima o poi, Marco, allora dicevo che i ragazzi hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno di capire che la cultura è quotidianità, che la cultura influenza il loro presente, influenza il loro futuro, influenza la loro capacità di progettarselo questo futuro, perché il futuro è nelle loro mani. Non possiamo guidare, abbiamo già combinato un sacco di casini come generazione, figuriamoci se possiamo avere la pretesa di andare a imporre loro una strada per costruire una società migliore. Ma se abbiamo fallito in tutto, se abbiamo distrutto il nostro presente e ostacolato il nostro di futuro e quello dei nostri figli e dei nostri nipoti, figuriamoci se possiamo avere la presunzione di... Noi dobbiamo attraverso la cultura cercare di tirar fuori il meglio. La cultura è in grado, non si mette la nostra con la cultura, niente da fare, non dà quella concretezza immediata che ci consente di sopravvivere attraverso il cibo, ma ci apre la mente, a noi dovrebbe aprire la mente, e poi siamo quelli che più ostacolano l'apertura verso il nuovo, persino verso il nuovo mondo della comunicazione. Sapete quanti colleghi dell'area umanistica smanettano col computer? Pochissimi. Il 2.0, figuriamoci il 3.0, è il diavolo. E allora invece io vi dico una cosa, invito Marco anche. No? È come se oggi noi pretendessimo, qualcuno ogni tanto dice che fa queste idee geniali, no? Pretendessimo di spegnere completamente il televisore. Vero è che se noi ne abusiamo fa male, come qualsiasi strumento. Figuratevi, quando ero piccola, siccome ero golosissima di parmigiano, vabbè, uno degli elementi più completi, ero a casa di una compagnetta, la mamma ci fa fare merenda, io appena ho visto quel parmigiano senza i limiti della mamma, non ho capito più niente. E la signora, poverina, insomma, è sembrato brutto limitarmi, mi sono beccata all'intossicazione. Quindi il parmigiano, che fa bene,
salutare. Mi sono beccata l'intossicazione, quindi qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa internet, se non è in qualche modo gestito fa male. Ma questo non significa che il mezzo fa male, il mezzo non fa male alla cultura. Anzi, invito tutti, Marco compreso, ma popolate Facebook, perché altrimenti quel mezzo di comunicazione, quel veicolo straordinariamente potente, rischia di essere popolato soltanto da ignoranti. Soltanto da ignoranti. O la cultura si attrezza e capisce che i modi di comunicare cultura sono cambiati e che a parlare difficile è facile, ma che a parlare per affascinare e per raccogliere quantomeno la curiosità, non il consenso. La cultura non deve cercare il consenso, la cultura deve stimolare. La cultura non deve creare consensi, la cultura deve stimolare curiosità. Noi attraverso Facebook possiamo stimolare la curiosità verso la nostra cultura siciliana, verso la cultura di chi è approdato a un lavoro come quello tuo, Marco, attraverso un percorso di riflessione, di elaborazione, perché se la lingua è perché se la lingua è il veicolo attraverso cui noi riusciamo a trasmettere emozioni, noi dobbiamo imparare ad usare la lingua. Certo, la lingua utilizzata senza esprimere contenuti non serve a niente, è come se fosse la scatola esterna di una bellissima macchina che poi non ha niente, non ha neanche sedili su cui sedersi per guidare l'auto stessa. Però noi abbiamo come gente di cultura, perché io non credo che i tuoi amici siano venuti qua soltanto per fare un piacere a Marco Scaramillo, ci può stare tutta, ma comunque c'è un interesse, perché altrimenti non avrebbero trovato una scusa, Marco. E allora io ho qua semino questo seme, scusate il bisticcio di parola, della disseminazione culturale, quella fatta dalle parole che arrivano direttamente al cuore, direttamente alla capacità che ognuno di noi ha di elaborare contenuti con i propri strumenti. Sapete, nella mia carriera, soprattutto giornalistica, ho incontrato gente di ogni tipo. Ognuno ha la capacità di raccogliere i semi che noi lanciamo, di elaborarli con gli strumenti che possiede. Ma la cultura è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno e non è soltanto quella sui libri. Citando un po' maldestramente Pound, la cultura è quella, tutto ciò che rimane dopo aver detto non ricordo in quale libro. Finché viviamo di citazioni che non sappiamo mettere in pratica, finché viviamo di citazioni che magari ci riempiono la bocca e ci fanno apparire cattedratici, accademici, importanti, colti, e non riusciamo a rielaborare quella citazione, farla nostra, magari trasformarla, colorirla in dialetto, non abbiamo capito un tubo di cultura e soprattutto avremo frenato la sua diffusione. Grazie a Marco per aver dato l'opportunità a questo siciliano di diventare Bukowski, di diventare Catullo. Straordinario questo passaggio bellissimo dalla latinità, dal classico al contemporaneo, al vivente. È straordinario per dire che la poesia non ha un fine. E io, anche se Alberto mi ha rubato la fine, io la credo. Perché la poesia è un paese, la poesia è una nazione, la poesia è un mondo. Ancora parola ai lettori per altre due poesie. Di solito io non dedico nessun testo che leggo, ma questo lo voglio dedicare a tutti i signori uomini in sala e in maniera particolare a mio marito. Secondo me ci sono gli altri da L'ora solo di
mio nonno, di Peter David Jones. Una volta usai lo sorrasolo, aveva 15 anni e 4 vila, chiudevi la porta di bagno, insaponai la mia faccia di picciotteggio e acciappai il più pesante strumento. Mi ricordai come si raria Ingio, la testa appoggiata nel cuscino, di luletto sistumato dall'obbarratore. Gli spaggi curvi sotto una tovaglia, si passava la saponata fitta fino a quando la sua faccia, patuta, addiventava un ammasso di nivi. Io ci tenia allo specchio. L'ora solo acchianava e scennia, la sua mano tremava d'anticchia. Ingio si daria sempre due. Ogni tanto si tagliava un collo, raspuso come un chilo di un luzzo, e io tagliava lo suo sangue scendere. Chi se lo faceva ridere e con una sigaretta di carta arrotolata s'assoppava la macchia. Finito sto rituale, si sciacquava la faccia, ora liscia, sotto una massa bianca di capelli infuti, tagliati a spazzola. La prima sera che mi arrivi, scandato di la lametta nuova, a dirla tutta, non tagliai i capelli, fila morti come chigli di femmine. Però io lo sapia, Pissocco stava facendo con la mano tremante chi mi stava scordando la innocenza della carosanza. Una volta la stata da stanza, ma avessi sentito come a un ragno. E la mia, nello specchio riria, quando la lamenta mi pizzicava la pelle, perché della mia barba di nivi vetti nescere sangue rosso d'uomo. Di Paul l'Occhialaro di Edgar Lee Masters. So covire palle rosse, gialle e viola. Un momento, e ora a me pace, a me madre e alle mie sorelle. D'accordo, e ora facce geniose di dame e cavalieri. Prova chiste, frumento e scialatore, un paese. A posto. E ora un coro d'angeli, una picciotta. E questi vigiai più forte, femmine con gli occhi chiari e le labbra aperte. Prova che sta oggi. Un bicchiere sopra un tavolino, cangiava le riccia, uno spazio vacante, niente di speciale. E ora arbori di vino, un lago, un gelo di stagione. Va meglio. E ora un libro. Leggimi una pagina. E come faccio? Le pagine mi sbirtiano sotto l'occhio. Non sai a sta rubare. Molinetti d'aria. Apostoli. E ora luci. Solo luci che cangia tutto il mondo agli occhi. Ci sei. So chi si l'occhiale che avevamo a fare. Grazie. Gli ultimi due testi letti sono stati di Peter David Jones, che è un autore inglese. Allora, un autore inglese del 1951 con il quale sono in contatto, che ha pubblicato già in una rivista inglese alcuni miei testi e che darà notizia di questo lavoro, in cui è incluso prossimamente la pubblicazione di un lavoro che farà nel blog letterario di cui è titolare. L'altro testo invece era di Edgar Lee Masters, tratto da Stupriva, che tutto conosciamo. Mi dispiace che Nina sia in trattoria, perché io personalmente ho il piacere di leggere l'unico testo di Natti Scamacca che io ho tradotto e che è compreso in questa pubblicazione. Tra l'altro voglio ricordare, ma già moltissimi amici presenti già lo sanno, nel 99, quando ancora
Natta era in vita, Natta morì nel 2005, l'anno prossimo ricorderemo assieme a un comitato che Nina sta organizzando il decennale della morte di Natta Scamacca. Adesso non so ancora esattamente il programma quale sarà, ma credo ci sarà una prestazione abbastanza interessante. Nino sicuramente sarà coinvolto e quindi vorremmo ricordare al meglio Natta Scamacca, un amico, un maestro, un grande autore, perché lo spazio è dovuto. Dicevo, già nel 99 io ho avuto l'ardire allora, quando dopo qualche anno di tafferugli per modo di dire, con Scamacca, lui mi aprì a me, a destra, ad andare via, la casa e il cuore, e ci inondò dei suoi volumi. Io allora dai Ricepeo, che molti di voi conoscono, è una collezione di 3 lavori che trae il titolo da Edice Cepeo. Adesso non vi sto a spiegare tutta questa storia, ma è interessantissima. Lui mi diede questi 3 lavori, io ho estratto 20 testi da questa sua pubblicazione. A sua insaputa li ho tradotti in siciliano. Allora era ancora vivo il dottore Franco Di Marco, che sicuramente molti di voi conoscono. Chiesi a Franco Di Marco una presentazione, lui me la fece, una introduzione, e un giorno a sorpresa spuntai questo libro in casa di Natta e di Nina. Quindi è stato un omaggio di cui a posteriori sono molto contento di aver fatto. Da questo lavoro che ho fatto loro nel 99 io ho tratto un testo che secondo me è uno tra i più belli di Natta Scamacca, che ho tradotto in siciliano e che ho ripubblicato, perché ritengo questi autori, forse noi stessi non l'abbiamo mai apprezzato tanto, al di là di una piccola nicchia che ha avuto, al di là dell'apparenza del personaggio di Natta, quello che si prestava nelle manifestazioni così provocatorie, tra virgolette, dell'antigruppo. Poi era un grandissimo uomo con cuore grande quanto una montagna, come quella in cui lui viveva, e che ha seminato, come giustamente diceva Caterina, tanti semi importanti che noi dovremmo raccogliere. Quanto meno vedo qua alcuni degli amici che hanno conosciuto Natta, noi che l'abbiamo, oltre che apprezzato come artista, amato come uomo, e non sto esagerando perché l'ho conosciuto. So cosa sapevo di Natta Scamacca. Cos'è Natta? Darrella mille nostre, già ogni conoscevo ogni ciaga, ogni pezza, ogni scattura, siamo persuasi di esistere, di essere. Vitte uomo camminare aggiappando al muro di pietra presso la buccia del grano. Il giù, lo strano, pensava di essere solo. Io, dalla porta della cucina, pensavo di dire ogni cosa e di non essere solo. Lucane dormiva allo soiazzo, certo di essere solo e salvo. E intanto, lo forastero, senza essere visto, si passava un palmo di un naso. Cos'è piace? So cosa sapevo. E so che non sapevo, una mente che l'universo gira senza fini e si capuzza ziccomato a non giappare. L'ultimo testo è di un autore brasiliano, classe 1963, un giovane con il quale sono in contatto, con questo caspiterina di internet, siamo in contatto con tutto il mondo, siamo in contatto da moltissimi anni e ci siamo scambievolmente omaggiati il lavoro. Vi assicuro, io spero di campare tanto, anche voi. Questo secondo me in Natta è uno dei più grandi poeti brasiliani che ci sono. Teniamo presente che, tra virgolette, un giovane piccolo che ha ancora 65 anni, cinquantenne ora, ma che pratica la letteratura da almeno 15 anni ed è affermatissimo in Brasile. Vi assicuro che è una delle voci più importanti in questo momento del panorama brasiliano. Anche di lui io ho tradotto alcuni testi, ne ho tratto uno che secondo me è bellissimo, e per dare un'idea di come le arti si integrano tra di loro in maniera formidabile. Il suo testo, che leggerete a pagina, appena lo trovo io, pagina 24,
si ispira, come ogni tanto avviene, ad altri autori. In questo caso si ispira a Camus. Recentemente, ad esempio, sempre ricordando Gianmarco Lucini, con il quale abbiamo fatto tantissimi lavori, di recente abbiamo, tra virgolette, posso dire, scoperto, anche se una parola brutta non mi appartiene, ma diciamo, essendo un giovane, possiamo dire che per primo ho avuto forse l'avventura di avvicinarmi a questo giovane, di scoprire un talento, non lo so, forse scoprire una parola grossa, di capire che questo ragazzo era un talentuoso. Tenete conto che un ragazzo adesso che ha 25 anni, io l'ho conosciuto 3-4 anni fa, a Bagheria forse sarà là, non lo so, ma loro sono tutti artisti, tutte pitture, non lo so, sarà là. Questo è un grandissimo pittore. Tra l'altro ha illustrato, per chi lo conosce, la copertina dei paesaggi, è un lavoro suo, si chiama Giuseppe Alletto, adesso ha 25 anni, studia filosofia, un filosofo, una testa, parla benissimo, un pittore di grande qualità, di grande stoffa, che ci ritroveremo tra qualche anno. Lui è venuto a Trapani un giorno, combinazione, un giorno in cui era a Trapani pure Lucini. Questo incontro, questo brainstorming, l'oro più grandi, quello di Lucini e di Alletto, e in mezzo c'ero pure io. Alla fine è nato questo progetto che ha visto luce fortunatamente, adesso credo a giugno-luglio, che Lucini ha pubblicato, e ha pubblicato una decina di testi di questo ragazzo ispirati ad altri artisti figurativi che sono stati illustrati da una decina di autori siciliani, in siciliano come me, in dialetto, e in italiano per quelli più colti. Un libro che è stato presentato recentemente, in questi giorni sarà presentato a Palermo alla Bagheria, che lancia questo giovane artista, supportato da questi testi ad ispirazione, diciamo, dei quadri che lui ha fatto, per dire come intrigano tra di loro. Dicevo, chiusa questa digressione, Yasir Anderson Freitas, che sa di chi si brasiliano, non lo sapremo mai, ha scritto un pezzo che si chiama O Ator Secondo Camus, l'attore secondo Camus. So qui su iso presto presto si sdesola e nasciva allora. La mia vita si sbroglia tutta natura, non hai un dubbatura per trascendenze, che lo separi già mi giuria, ma giombra, mi sbalanca. E non posso credere a niente che non è trucco, facciata, a nient'altro che non è abbaglio. Sul tempo, un vire e svire di tempo, un tempo che squaggia, a bruciare ogni cosa fuori mia, il passato, l'innome, l'occhio che mi spirtusavano, sogno libero, questa comparsata che è solo corpo, questa eternità che mi fa nascere e morre 1000 volte nel dolore. Immaginate questo testo tipicamente da che musicalità, che effetto, che suggestione deve avere in brasiliano, in portoghese, ve lo lascio immaginare. Io l'ho letto, mi assicuro, io lo leggo male, ma vorrei che lui fosse qua, lo leggesse lui, secondo me rimarremmo incantati. Allora io vorrei dire ancora 2 parole e poi vorrei invitare in fondo qualche amico ad alzare la mano a intervenire. Vedi che tutte le mani tentate, sempre quello succede. Io devo dirvi che stasera sono felice perché vedo un pubblico qualificato, affettuoso, ben disposto, attento e che per me è pienamente gentile. Felice perché mi rendo conto di partecipare a queste mie emozioni che poi travalicano quelle che sono la quotidianità della vita comune, tutti noi facciamo, il lavoro, la famiglia, gli impegni, i camorrini che vengono dalla vita, di trasmettere agli altri una parte più recondita di me stesso, una parte che si nasconde, tra virgolette, dietro queste parole, ma che nasce da lontano, che nasce da una scelta che ho fatto molti anni fa, quando ho deciso di votarmi al dialetto. Nasco, come quasi tutti ritengo, come autore in italiano.
nasco per il desiderio di dire qualcosa di mio, non qualcosa già detto, qualcosa di mio che possa essere testimone della presenza di un uomo, di una donna, di una persona nel nostro secolo. Noi siamo persone che veniamo nel 2014, dobbiamo dare testimonianza del nostro essere siciliani del 2014. Significa esprimere sentimenti, vita, situazioni, con argomentazioni, parole, suggestioni, termini che siano di un siciliano di oggi e che portino contenuti di oggi. Questo sostanzialmente è il lavoro che sto facendo da molti anni e non credo ci possa essere un limite a questo. Intendiamoci, io io ho studiato i grandi autori del passato e ancora li studio, tanto di cappello, tappeti rossi per i grandi autori, ma non ci possiamo fermare. A maggior ragione laddove si paga lo scotto di essere autori dialettali, quindi tra virgolette autori minori, autori poco considerati, anche se adesso ha detto bene Caterina, sembra che questa cosa sia stata superata perché i grandi stanno dicendo che così non è, perché si è fatto un grande torto soprattutto alla poesia siciliana dell'Ottocento-Novecento, nascondendo, denigrando, non diffondendo l'opera di grandi autori quali ci sono state Alessio Di Giovanni, Cadiglia, che più ne ha più ne metta, i quali sono stati ricondotti adesso ad una nicchia di militanti, di appassionati, di studiosi come me, Piero ed altri che ci sono in Sicilia e tanti altri, che li guardano come dei maestri. E allora io dico che noi, pur guardando, io almeno, questo è il mio indirizzo, la mia sana presunzione, la mia sana ambizione, è quella che pur guardando a maestri io li debbo superare, debbo mettermi alla prova, debbo propormi un progetto ambizioso, un traguardo distante che veda il dialetto di oggi essere rispondente nei termini, nei modi, nelle suggestioni, nelle espressioni, nelle parole alla vita che noi viviamo oggi. Questo è il mio sforzo, una parte di questo si vede in queste tradizioni, anche se nelle traduzioni io tra virgolette mi sono divertito, io faccio una battuta, dico un po' per esempio con vocabolario non ci voglio andare a farlo. Un fondo di verità c'è, intendiamoci, però dietro questo c'è intanto una grande, ha detto benissimo Piero, voglio leggervi tutti uno per uno i nomi di questi autori, perché è dovuto. Quinto Orazio Flacco, a Pirra, Nat Scammacca, What Do We Know, Charles Bukowski, The Poem is a City, Wisława Szymborska, A Few Words on the Saulo. Una parentesi, Piero l'ha detto nella prefazione, qua non è stato detto stasera, chiaramente io non ho tradotto dal polacco, non ho tradotto dallo scozzese, non ho tradotto dal vallone, non ho tradotto dallo scozzese, perché alcuni di questi testi nascono in queste lingue, però ho tradotto dall'inglese, ho tradotto non dal corso ma dal francese, tramite questa mediazione, perché questo autore, ad esempio il Tirsi, che è questo professore dell'Università Corsica, lui scrive in corso e a me scrive in corso, vi assicuro che è più facile scrivere in italiano, perché ci comprendiamo benissimo. Però il suo testo io gli ho chiesto anche la versione che lui aveva fatto in francese, non perché io tenessi di cimentarmi, ma per avere consolidata la mia l'avere capito bene il concetto che lui voleva esprimere. Allora diciamo i nomi, abbiamo detto la Szymborska, quindi non dal polacco ma dall'inglese, Enzo Bonvemperi, che è un autore italiano, un amico dell'antigruppo, amico di Nino, amico di Nat e degli altri autori dell'antigruppo, di cui stasera purtroppo non leggiamo il testo, Edgar Masters, Yasser Anderson Freitas, Stanley Kunitz è un poeta laureato americano che morì a 105 anni 3-4 anni fa, e devo dire, perché è giusto che lo dica,
io ho conosciuto moltissimi di questi autori tramite Nat Scamacca. Quando da 20 anni a questo è giusto che si dica, perché quando da 20 anni a questa parte io, Maria, Esther, poi quando si è aggiunta la bambina, abbiamo avuto modo, ripeto, di entrare nella loro villa e nei loro cuori. Nat Scamacca, lo ripeto ancora, mi ha inondato di pubblicazioni sue e mi ha introdotto a questi amici suoi americani e scozzesi, e io ho scoperto un universo che non conoscevo, con moltissime di loro viventi allora, qualcuno purtroppo nel tempo è andato via. Siamo anche entrati in rapporto di collaborazione e di affettuosità. Con altri ho avuto modo di conoscere sui libri e ce l'avevo tutto in casa, e quindi sicuramente ho ampliato il mio orizzonte di partecipazione oltre che di stima verso questi autori. E allora dicevo, Stanley Kunitz, che è morto qualche anno fa, con il quale sono stato in contatto col posto elettronico, magari forse non lui, magari un assistente, e fa parte viva di questa mia pubblicazione. Prima di venire a casa, una persona da ammirare. Arthur Clemens, di cui Alberto ha letto il testo, vi assicuro difficilissimo da leggere, molto lungo, con questi passaggi in cui si deve evidenziare il filicetto di schizofrenia che è insito nel testo stesso. E poi ancora Paul Snork, Ferdinando Alfonsi, Peter Russell, non so quanti di voi l'hanno conosciuto. Peter Russell è siciliano, tra virgolette, come siciliano Nat Scamacca, ne parlavo con Piero Quattrocchi. È stato adottato dalla Sicilia. Peter Russell è un poeta inglese che è venuto in Italia credo una ventina d'anni fa ed è stato in Toscana. Solo che negli anni 90 gli è stata data la cittadinanza di Santa Caterina Villahermosa. Io e Maria mi battiamo e siamo andati a trovare quest'uomo bassino, piccolino, magro, con i capelli bianchi fortissimi, che ha fatto della bellissima poesia che ha pubblicato in Italia, e curava pure una collana, oltre che di sue poesie, di traduzioni ed una rivista. Lo troverete in rete sicuramente. Noi l'abbiamo conosciuto, sono entrato in contatto con quest'uomo epistolare e ci siamo visti 2 volte, perché lui una volta è venuto perché ha vinto un premio a Santa Caterina Villahermosa, la seconda volta quando gli hanno dato la cittadinanza onoraria, e noi ci siamo andati 2 volte in Maria Pia, e poi quest'uomo chiaramente è stato un ospite nostro siciliano per qualche tempo, poi rientrò in Toscana, purtroppo per morire, insomma, era già abbastanza anziano. Anche lui, devo dire, è stato felicissimo quando io ho tradotto alcuni suoi testi, e ho ritenuto grazioso, doveroso, opportuno ricordarlo con questo testo riprodotto in questa pubblicazione. Jacques Tilson ne abbiamo parlato, Peter W. Johnson ne abbiamo parlato, inglese. Luke McDiarmid, questo è un poeta scozzese del Novecento, già morto da molti anni, che a detta degli scozzesi è uno dei loro poeti popolari più importanti. Io non l'ho conosciuto perché morì molti anni fa, ma ne ho i testi, e questo testo che troverete a pagina 34, che non abbiamo letto stasera, qualcuno ci sta boicottando, ma non sto finendo, è molto breve. Giorgio Bergoglio l'abbiamo detto, Orazio Castillo è un poeta argentino, morto anche lui, Catullo lo ricordiamo, lo salutiamo da lontano, ed infine Robert Garrick, che è l'ultimo testo lunghissimo che troverete in chiusura, è un poeta scozzese che ha scritto una ballata bellissima. In verità è stato l'ultimo testo che ho inserito, perché siccome era talmente lungo e faticoso da tradurre, ho sempre tentennato. Alla fine poi si ma io l'ho fatto, non ho potuto. Allora io avrei finito, vi ringrazio ancora perché veramente sono felice di vedere le vostre facce, perché mi entusiasmano un po'. Devo dire che al di là delle amarezze della vita, dei problemi eccetera, questi momenti ci danno fiducia noi stessi, ci dicono esistiamo per fare qualcosa di bello, di sano, di giusto forse. E quindi grazie a tutti voi.